Allora, niente, comunque facciamo la prima partita. Ok. Allora, mi era stato chiesto uno Stonewall. Inizio con D4. Vediamo un po'. Ok, D4. Andiamo con C3. E3. Ed F4. Ok, lui mi sta copiando. Identico. Intendevi questo, no? Dai, vai a studiare. No, no, dopo... Ora la taglio. Non la lascerò più crescere. Perfetto. Allora, la mia idea inizialmente è quella di andare a giocare così. Faccio cavallo D2, così cavallo 5 è concreta. E a questo punto non mi può più copiare le mosse, lasciando vedere lui appunto ha fatto H6, ma in pratica ha copiato più o meno tutto. Oddio, lui continua, dice. È utile. Ciao Cope, intanto grazie al commento. Si sviluppa dopo. Si può provare in qualche linea, infatti credo che onestamente la farò ora, a giocare con B3 alfiere B2 e fare C4. Molto simile, è l'alfiere cattivo ovviamente, è un alfiere che ha meno importanza per ora e bisogna un po' così, in modo, cioè viene considerato un po' meno, ecco, diciamo subito. B4 ad A4, però donna per C3 non dovrebbe andare granché bene. Faccio alfiere B2 perché se lui mi gioca alfiere 3, cambiamo l'alfiere, ho questa casa e gioco in pratica cavallo buono contro alfiere cattivo. Molto strutturato, ma figurati. Poi una finale, però, quindi è stato un De Profundis. Però in pratica quello con cui ho perso 2 partite di fila poi è stato bannato. Quindi insomma, mi sono un attimo ripreso e ho detto, ah vabbè, non sono io così scarso allora. Allora, sto pensando di giocare C5, cambiare qua. Ma se mi piace molto, devo dirvi. Ciao Noemi, ciao. Profeta che minchione che sei, Cornelia. Poi in realtà sei un ragazzo. È tipo questo. Comunque, grazie, lo prendo come un complimento questo qua del profeta degli scacchi. Comunque Noemi, bello vederti, è difficile vederti. Bruttissimo. Ciao comunque a te, nonno Mimmo, ciao. Che come me. Che vi devo dire? Non mi sto ricordando. Allora, facciamo C5. D5, prendere tutto, cambiare. Allora il finale non è che sia. Vabbè dai, qui c'è un ragazzo di cultura. D4. Lui tanto qui non sta. Shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Un esperto, però devo dire comunque la posizione secondo me è buona, è molto solida. Con cavallo F3 sarei andato verso la patta. Qui devo stare un attimino attento, forse l'H1 potrebbe essere un'idea.
Però non lo so, a occhio non vedo davvero niente per lui. Pieno che non mi fa Allora, per me l'ideale sarebbe cambiare Castelfieri con questo. E avrei una difesa. Alfiere 5. Ok. Intanto c'è World Rock. Sì, oggi 2000. Oggi 2000. Piacere di conoscerti, World Rock. Bello leggere. Giochiamo questa. Non è chiarissimo cosa giocare. H5, lui il suo piano ce l'ha, non porta a niente, però ce l'ha. Andiamo con una sorta di attacco di minoranza. Che può essere... Ora H1 H3, questa è una possibile debolezza, però non so. Tutto molto bloccato. Questo è il mio piano. Qui cambiando le donne onestamente mi sentirei tranquillo perché appunto lui ha due pezzi relativamente brutti. Infatti lui qui credo che debba giocare così. Questo ora potrebbe essere interessante. Sto cambiando molte volte. Vabbè. Io rimando un punto interrogativo. Non ho capito. Ma che cazzo ha visto? Vabbè. Ma no, non lo so. Ma secondo me secondo me no, secondo me non è mouse sleep. Perché dove voleva andare con la donna? In G4 non ci poteva andare. Meno. Non aveva altre case oltre F5, bravo. Vabbè, ora è solo questione di tempo. Sì, ma non c'è niente. Infatti dov'è insalate? Un po'. Come gioco magari non tantissimo secondo me, ma come elo 100 punti abbondanti. Quindi ahimè manca. E 8 imparabile. Continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato.